una giovane padovana del centro sociale Pedro e un trevigiano del Django tra i 24 italiani arrestati dalla marina israeliana nel blitz a largo di Creta. Preoccupazione per Anna Ghedina e Luca Cuzzato. Biennale, si è dimessa la giuria internazionale della 61esima esposizione internazionale d'arte al via il 9 maggio. La decisione all'indomani della visita degli ispettori del Ministero della Cultura. Morto dopo 2 giorni di agonia un 25enne di Montegrotto Terme, coinvolto in un gravissimo incidente lungo la A1 in Toscana, ancora ricoverata la fidanzata. Ancora un tentativo di truffa a un'anziana a Padova, la donna non si è persa d'animo e con l'aiuto di un'amica è riuscita a far fuggire un 16enne napoletano subito denunciato dalla polizia. Incendio nella notte in un appartamento di Barbarano Mossano e 2 anziani proprietari svegliati dalla Baiare del Cagnolino intossicati ma salvi. Domani, 1° maggio, festa dei lavoratori, la manifestazione nazionale in piazza Mercato a Marghera, attese oltre 5.000 persone, sul tavolo necessità di cambiamento, sicurezza e giusta retribuzione. La Regione anticipa 8.700.000 euro per coprire i servizi di trasporto legati alle Olimpiadi, i fondi ministeriali non sono ancora stati erogati. Da domani al via la stagione estiva, lidi pronti ad accogliere i turisti per il ponte festivo, bene gli alberghi del litorale veneziano occupati all'80%. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione serale del TG regionale. Siamo in diretta, in apertura, lo avete sentito dai titoli, ci sono anche 2 veneti, una giovane padovana del centro sociale Pedro e un trevigiano del Django tra i 24 italiani arrestati dalla marina israeliana nel blitz della scorsa notte al largo di Creta. Viaggiavano su 2 diverse imbarcazioni della Global Sumud Flottiglia, dirette a Gaza con un carico di aiuti umanitari. Ciao, sono Anna Ghedina e sono italiana. Se state guardando questo video sappiate che le forze di occupazione israeliane mi hanno rapito in acque internazionali. Faccio parte di una missione civile non violenta in navigazione per rompere l'assedio illegale, portare aiuti e mostrare solidarietà al popolo di Gaza. Viaggiava a bordo della nave Bella Blu Anna Ghedina, la giovane attivista padovana del centro sociale Pedro, fermata questa notte. Con lei anche Luca Cuzzato, trevigiano, aderente al centro sociale Django, che si trovava su un'imbarcazione diversa, la Holy Blue. Con loro altri 173 attivisti su 21 diverse imbarcazioni intercettate la scorsa notte a 150 miglia nautiche da Creta e a 600 miglia di distanza dalla costa di Gaza dalla marina israeliana. Poco prima del blitz, questo è il video registrato da Luca Cuzzato. Questo attacco è gravissimo e noi ci troviamo attualmente in acque internazionali e ci hanno tagliato i contatti con tutte le altre barche e il cielo è pieno di droni e vi faremo sapere per i prossimi aggiornamenti. Palestina è libera. Tra gli attivisti arrestati 21 gli italiani. Tutte le comunicazioni si sono interrotte dalla scorsa notte e la preoccupazione cresce. Un atto di pirateria, lo ha definito Global Sumud Flottiglia, contro il quale è in atto una mobilitazione in tutta Italia e nelle piazze del nord-est. L'operazione si è svolta in acque internazionali, pacificamente e senza incidenti, il commento di Israele dalla premier Giorgia Meloni, che ha riunito il ministro degli esteri Tajani, il ministro della difesa Crosetto e il sottosegretario Mantovano, la condanna al sequestro e la richiesta di un'immediata liberazione di tutti gli italiani illegalmente fermati. Un blitz arrivato dopo 5 giorni di navigazione. Una delle golette era partita da Venezia con una grande manifestazione sabato scorso nel bacino di San Marco, ferme a Creta per una tempesta in corso nel Mediterraneo. In attesa di conoscere le sorti dei compagni arrestati, altre 30 imbarcazioni sono pronte a ripartire per Gaza. E torniamo a parlare della Biennale perché si è dimessa la giuria internazionale della 61esima esposizione internazionale d'arte al via il 9 maggio, composta da Solange Farkas, che è il presidente, Zoe Butt, Elvira Diangani Ose, Marta Kuzma e Giovanna Zapperi. Lo comunica una nota della Biennale di Venezia all'indomani della visita degli ispettori del Ministero della Cultura. L'ispezione è seguita al caso del padiglione della Russia e alle proteste arrivate dall'Europa. Questa si è aggiunta la protesta per la presenza di un artista israeliano. Ora le dimissioni della giuria. E torniamo a parlare della cronaca perché è morto dopo 2 giorni di agonia in ospedale a Siena un giovane di 25 anni di Montegrotto Terme, coinvolto in un gravissimo incidente lungo la A1 in Toscana. È ancora ricoverata invece la fidanzata. L'auto sulla quale viaggiavano è stata travolta dal carico di un tir.
Un tragico appuntamento con il destino. Erano le 17 di lunedì quando Pietro Bellato, 25 anni, residente a Montegrotto Terme con la famiglia, mentre percorreva l'autostrada A1 in Toscana, in auto con lui la fidanzata di 24 anni, è stato travolto dal carico di bobine di carta di un tir che, dopo aver perso il controllo, era prima sbandato in carreggiata per poi riversare il materiale su quella opposta. L'incidente è avvenuto all'altezza di Sinalunga, tra le province di Arezzo e Siena. Il mezzo pesante viaggiava verso Roma e i due fidanzati verso Firenze. Subito si è capita la gravità delle ferite riportate dai due, che, estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco, sono stati portati in ospedale a Siena. Pietro Bellato con l'elisoccorso. Grave, ma non in pericolo di vita, la fidanzata. Per Pietro Bellato, dopo 2 giorni di lotta, non c'è stato nulla da fare. Il giovane si è spento nella notte, lasciando nel lutto la sua famiglia e l'intera comunità di Montegrotto. Pietro ha combattuto con tutto se stesso per 2 lunghi giorni, ma le ferite che ha riportato in quello schianto assurdo causato dal carico di un camion finito sulla sua corsia, la corsia opposta, si sono rivelate fatali. Un destino che tutti noi non avremmo mai voluto immaginare per un ragazzo così giovane con tutta la vita davanti. Il mio pensiero va alla sua famiglia, ai genitori, alla sorella, a tutti i cari che oggi portano un dolore immenso, va alla sua fidanzata che era con lui in quei momenti terribili e che adesso affronta una lunga strada verso la guarigione. Le auguro con tutto il cuore di ritrovare presto le forze. Montegrotto piange uno dei suoi figli, una comunità come la nostra sa quanto faccia male perdere un giovane, una ferita che lascia un segno profondo. Sull'incidente sta indagando la polizia stradale. Il 50enne alla guida del tir è stato iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio stradale colposo. Un'auto fuori controllo, poi ribaltamento e la tragedia. È morta così Rita Ugolini, 18 anni, originaria di Ferrara ma residente a Polesella, vittima di un incidente avvenuto ieri pomeriggio lungo l'argine del Po, nel territorio di Canaro, in provincia di Rovigo. Secondo una prima ricostruzione, l'auto su cui viaggiava insieme ad altri 2 giovani è uscita improvvisamente di strada sbandando e ribaltandosi più volte prima di finire nella scarpata. A lanciare l'allarme sono stati alcuni ciclisti di passaggio. Nonostante il tempestivo intervento del SUEM, per la 18enne non c'è stato nulla da fare. Grave anche un'altra giovane trasportata in elisoccorso all'ospedale di Padova ma non in pericolo di vita. Ferita di media gravità per il conducente, un 32enne residente in zona. I carabinieri stanno ora indagando per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente. E ancora un tentativo di truffa agli anziani, ancora a Padova. La donna in questo caso non si è però persa d'animo e con l'aiuto di un'amica è riuscita a far fuggire un 16enne originario del Napoletano, subito denunciato alla polizia. La sua auto è stata coinvolta in una rapina. Raduni tutti i gioielli che ha in casa, che mandiamo un collega a prenderli. È iniziata così la telefonata del finto truffatore. Da una parte del filo il criminale, dall'altra un'anziana di 85 anni che vive a Montà. Sconvolta dalla notizia, ma anche dubbiosa, perché la sua auto era ferma in garage da tempo e le risultava strana questa cosa, nonostante fosse al telefono, la donna ha chiesto aiuto alla vicina di Pianerottolo mentre stava radunando i suoi preziosi. 75 anni la vicina si è precipitata nell'appartamento dell'amica e qui hanno atteso l'arrivo del finto maresciallo. Entrato in casa, quest'ultimo è stato sottoposto a un fuoco di fila di domande, tanto che, vista la malparata, il giovane, un 16enne napoletano incensurato, ha ben pensato di darsela a gambe. Peccato per lui che fuori, ad attenderlo, ci fossero gli agenti della squadra mobile di Padova che lo stavano seguendo da quando, intorno a mezzogiorno, era sceso dal treno in arrivo da Napoli in stazione. Per il 16enne è scattata una denuncia per tentata truffa aggravata. Il giovanissimo è stato inviato in comunità in attesa di essere riaffidato ai familiari. E ci spostiamo a Barbarano Mossano, dove c'è stato un incendio nella notte in via Divisione Giulia. Il rogo, partito dal frigorifero, ha interessato un appartamento che è stato avvolto dal fumo. I pompieri del distaccamento di Lonigo hanno lavorato da mezzanotte alle 3 del mattino. Evacuati 2 anziani, marito e moglie, residenti, rimasti intossicati anche se in maniera non grave. A metterli in salvo è stato il loro cagnolino che, abbaiando, li ha svegliati. Hanno così potuto alzarsi dal letto e chiedere aiuto. Sul posto pure il SUEM 118 che ha portato i 2 ottantenni al pronto soccorso dell'ospedale San Bortolo.
E domani, 1° maggio, festa dei lavoratori, la manifestazione nazionale in piazza Mercato a Marghera, dove sono attese oltre 5.000 persone. Tema della giornata: il lavoro dignitoso. Sul tavolo necessità di cambiamento, sicurezza e giusta retribuzione. Marghera è simbolo del lavoro, ma anche simbolo delle trasformazioni del lavoro. Per la prima volta Marghera accoglierà la manifestazione nazionale del 1° maggio, festa dei lavoratori, un luogo simbolo dell'industria italiana, del progresso e poi del lento decadimento. E sul lavoro, sulla dignità del lavoro è incentrata la giornata. Affronteremo proprio questo tema di come rimettere al centro della discussione politica e sociale il lavoro. Marghera davvero rappresenta un luogo iconico in questo senso. Un tema importantissimo, e la scelta di Marghera conferma. Marghera ha segnato la storia industriale di questo paese nel secolo scorso, ora è alle prese con una grande e profonda trasformazione. Dobbiamo capire quale sarà il futuro, ma c'è un futuro per il lavoro che, come dice lo slogan scelto per la manifestazione di domani, deve essere dignitoso, ben retribuito, poco precario. Un grande valore aggiunto avere qui la manifestazione, perché significa mettere al centro le grandi emergenze del lavoro e anche del nostro territorio. In piazza Mercato dalle 10 del mattino il via ai dibattiti dei segretari confederali nazionali. Sul palco Maurizio Landini della CGIL e Daniela Fumarola per la CISL e per Paolo Bombardieri di UIL. Oltre 5.000 le persone attese. Appuntamento nazionale che si terrà dunque nella municipalità nata per dare alloggi a chi lavorava in fabbrica. Negli anni 70 circa 40.000 persone, ora luogo più multietnico e multiculturale di tutta la città metropolitana. Dopo crisi industriali, il declino dell'industria chimica, incidenti sul lavoro, fabbriche pericolose in fiamme, Marghera per il 1° maggio è luogo simbolo della necessità di cambiamento. Le retribuzioni che devono essere dignitose e devono permettere alle famiglie di vivere dignitosamente, appunto, del lavoro sicuro, di un lavoro appunto che torni al centro della discussione, che veda essere riconosciuto da tutti il suo valore. La nostra è una regione che ha bisogno di essere riposizionata sulle politiche industriali, che deve investire in sviluppo, in competenze, in lavoro dignitoso, in salario giusto, e quindi avere qui la manifestazione significa dare un segnale forte di quale sia la volontà di investire nel Veneto e in tutto il paese. Ma noi pensiamo che davvero domani sarà una grande giornata di festa oltre che di responsabilità. Alla vigilia del 1° maggio, festa del lavoro, il Vescovo di Vicenza ha presieduto una veglia di preghiera all'ospedale San Bortolo. È la prima volta che la celebrazione si è tenuta in un luogo simbolo. E allora sentiamo le parole di Monsignor Giuliano Brugnotto. La festa dei lavoratori qui a Vicenza è stata introdotta con una veglia che abbiamo voluto qui presso l'ospedale San Bortolo, per sottolineare come il lavoro è cura. Il prendersi cura qui risalta in modo tutto speciale, perché medici, infermieri, operatori sociosanitari qui ogni giorno si prendono cura delle persone che hanno una malattia, delle fragilità, e si dispongono ad andare loro incontro per offrire una risposta. E tuttavia il lavoro è anche una realtà fragile, perché non sempre ci sono orari rispettosi delle persone, turni difficili, esistono anche situazioni di violenza che i sanitari ricevono, e per questo festeggiare i lavoratori significa anche mettere in luce in questo nostro contesto sociale la necessità di offrire condizioni di lavoro umane e sufficientemente capaci di essere retributive per le necessità delle persone. Il lavoro non è mai motivo di distruzione, è sempre motivo di prendersi cura, di operare a favore del prossimo e di servire la vita. Qui si tocca con mano e dobbiamo essere anche molto grati a tante persone. Anche le gelaterie risentono dell'aumento dei costi dopo lo scoppio della guerra nel Golfo. Siamo stati ad Albignasego, in provincia di Padova.
Veneto tra le prime regioni in Italia per il consumo di gelato, terra di mastri gelatieri di buon gustai. La guerra esplosa nel Golfo, il blocco dello stretto di Hormuz, fa temere rincari anche in questo settore, dopo l'ottimismo che si era respirato a inizio anno. Quest'anno, inizio dell'anno, i primi mesi, c'erano dei primi segnali di normalizzazione e avevamo riscontrato degli abbassamenti dei prezzi dei listini di alcuni fornitori, ma con la crisi nello stretto in Iran questo ci ha riportato totalmente indietro, tanto che notizie proprio di questi giorni, alcune aziende nel settore soprattutto delle plastiche, del packaging, hanno aumentato i listini in questo momento del 10%, poi in futuro non lo sappiamo ancora. Aumenti sono legati anche al caro carburanti e ai trasporti su gomma, ma problemi potrebbero esserci anche per il reperimento di alcune materie prime. Un esempio, il pistacchio. Uno dei maggiori produttori a livello mondiale, se non il principale, è proprio l'Iran. E quindi attendiamo notizie, perché già il pistacchio era, la frutta secca in genere, era stata soggetto negli ultimi 2-3 anni a delle forti oscillazioni soprattutto in crescita, e questo potrebbe compromettere un po' sia il raccolto sia le forniture in Europa. Per ora i prezzi di Cono e Coppetta non subiranno alcun aumento, assicurano i gelatieri, e del resto, con l'arrivo del caldo, il gelato resta uno degli alimenti più freschi al quale nessuno, nonostante la crisi, sembra disposto a rinunciare. Sul gelato ancora non stiamo notando questa situazione assolutamente, il comparto va molto bene, sappiamo come Confartigianato ci sono altri settori dove la spesa magari è un po' più consistente rispetto al cono, che magari può costare i 2-3 euro, lì sì, iniziano a vedersi delle contrazioni. La Regione del Veneto anticipa 8.700.000 euro per coprire i servizi di trasporto legati alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Lo ha annunciato l'assessore alla mobilità Diego Ruzza, spiegando che le risorse sono state trasferite alla provincia di Belluno per saldare le aziende coinvolte. I fondi ministeriali già previsti in legge finanziaria non sono ancora stati erogati, ma il servizio olimpico è stato regolarmente garantito. Da qui la decisione della Regione di intervenire per evitare ritardi nei pagamenti e difficoltà alle imprese. Un'azione di responsabilità a tutela del territorio e del sistema economico, ha sottolineato Ruzza. La Regione attende ora il rimborso da parte dello Stato. E parliamo ora di gioco d'azzardo e dei dati del 2025. A Vicenza 40 milioni persi in un anno. L'allarme lanciato dal consigliere comunale Raffaele Colombara sul rischio della dipendenza, relativa soprattutto al fenomeno del gioco online in crescita tra i giovani. Numeri che danno la dimensione del fenomeno del gioco d'azzardo in Italia nel 2025, pubblicati nella prima relazione sul settore dei giochi pubblici trasmessa alle Camere dal Ministero dell'Economia, per un volume complessivo che ha raggiunto circa 180 miliardi di euro. A lanciare l'allarme, snocciolando i dati locali, è il consigliere comunale Raffaele Colombara. Quello che riguarda Vicenza è significativo, abbiamo un volume di oltre 240 milioni di euro per una perdita di 40 milioni che vuol dire qualcosa come 110 mila euro al giorno. A preoccupare, spiega Colombara, è la crescita del gioco online tra i più giovani. Oggi abbiamo visto che il numero di giochi, di conti online che hanno i ragazzi in mano, i ragazzi tra i 18 e i 30 anni, sono in Italia più di 8 milioni. La ricarica media che si è stimata è di 39 euro al mese per ragazzo. Ma tra le criticità evidenziate, quella che lo Stato rischi di entrare in contraddizione tra tutela della salute e interesse fiscale. Noi sappiamo che gli enti locali, le regioni, i comuni sono sempre stati in prima linea per difendere il territorio da questa dipendenza, e invece oggi lo Stato sta tendendo a distribuire alle regioni, ai comuni i proventi del gioco d'azzardo. In questo modo capiamo benissimo come si sta sminuendo e anzi deprivando i comuni del loro ruolo importante.
A 50 anni dal terremoto del Friuli, sabato un convegno a Gemona del Friuli per ricordare l'impegno della Caritas proprio in quelle terre, impegno che si concretizzò nei gemellaggi attraverso un'intuizione profetica del prete padovano Monsignor Giovanni Nervo, di cui è in corso proprio la causa di beatificazione. Fratelli e sorelle nel dolore, aiuto concreto che si fa sostegno economico, braccia impegnate nella ricostruzione ma anche nella solidarietà tra persone. A mezzo secolo, dal 6 maggio 1976, la Caritas di Padova ricorda l'impegno di tanti uomini e donne della diocesi che grazie all'intuizione di Monsignor Giovanni Nervo furono solidali con quei comuni rasi al suolo. Vescovo di Udine era allora il padovano Alfredo Battisti, che ricevette dopo la prima scossa il vicario generale della diocesi di Padova in visita. Dopo i primi aiuti concreti e numerose collette, l'iniziativa dei gemellaggi, una modalità che divenne modello per la Caritas in occasione di eventi tragici come quello del terremoto. Le diocesi in Italia venivano gemellate con le parrocchie più colpite e i comuni più colpiti. E da lì il gemellaggio voleva dire inviare, secondo le necessità, non solo risorse ma anche persone che potessero andare ad aiutare e sostenere la popolazione che nella seconda ondata del terremoto era stata colpita anche proprio nella speranza. Risorse ma anche persone, così la Caritas lavorò in quelle terre con il coordinamento di associazioni come l'Azione Cattolica e il QAM. Partivano i furgoni con gli elettricisti, con le persone gli artigiani che servivano e stavano lì a sistemare insieme con le persone del territorio, a riorganizzare e sistemare le strutture. Si è partiti non solo dalle strutture abitative, ma l'altra bella intuizione è stata questa: ripartire da strutture che permettessero momenti socialmente importanti, ad esempio la sala pubblica per la messa e anche per il consiglio comunale, e anche come luogo dove la cittadinanza poteva ritrovarsi per riorganizzarsi o anche semplicemente per stare insieme. La Caritas educa facendo e facendo fare, così ripeteva Monsignor Giovanni Nervo, fedele servo di Dio di cui la diocesi di Padova ha avviato la causa di beatificazione. E domani si apre anche la stagione estiva e i lidi sono infatti pronti ad accogliere i turisti. Controlli di ARPAV mensili sulle acque per il ponte del 1° maggio, bene anche gli alberghi nel Veneziano con circa l'80% di occupazione. C'è anche però una novità a Jesolo, esteso infatti su tutta la spiaggia il divieto di fumo. La apriamo con un messaggio positivo, cioè che le nostre coste sono balneabili e quindi ce le possiamo godere in questa stagione che inizia ufficialmente. Via dal 1° maggio alla stagione balneare. In tutte le spiagge del litorale veneto le temperature più che miti di questi giorni hanno permesso agli stabilimenti di mettere in pratica la prima prova d'estate. Stagione che si apre con il quasi tutto esaurito negli alberghi del litorale veneziano. Federalberghi comunica che si arriverà a raggiungere l'81% di occupazione, con punte fino all'85% e con circa il 70% di strutture aperte. E garantiamo anche i controlli costanti grazie ad ARPAV, che permette di avere quella sicurezza che continuino nel tempo ad avere le condizioni, le caratteristiche appunto per la balneabilità. Durante l'estate ARPAV garantirà infatti controlli mensili su ogni acqua di balneazione con analisi microbiologiche su Escherichia coli ed enterococchi intestinali, oltre al monitoraggio delle condizioni ambientali e alla verifica della presenza di eventuali materiali spiaggiati. Il dato positivo è che in un recente studio tutte le acque del Veneto sono state ritenute idonee alla balneazione. A Jesolo, intanto, con l'apertura della stagione viene esteso a tutta l'area sabbiosa dell'Arenile il divieto di fumo. Sarà vietato fumare in quelle aree, sarà consentito esclusivamente nelle aree smoking, che dovranno essere attrezzate con dei sistemi anche di recupero e riciclo dei mozziconi da parte di ogni concessionario, da parte di ogni stabilimento, e nel lungo
lungomare. Sarà altresì consentito anche nei chioschi, ma chi lo vorrà di queste attività potrà introdurre analogamente dei divieti di fumo. Riteniamo questa sia una grande scelta di tutela ambientale, ma anche di convivenza fra le persone. Novità anche per gli animali d'affezione. I cani potranno accedere alla battigia soltanto nelle ore serali e notturne dalle 20 alle 8 del mattino, mentre durante il giorno il transito sarà consentito esclusivamente lungo la passeggiata. Dalla Regione intanto il monito a rispettare gli altri e l'ambiente. Si può fare attività turistica se anche tu hai un ambiente che è recettivo, un ambiente bello, un ambiente che si offre anche da un punto di vista turistico. Naturalmente è un ambiente che deve essere anche rispettato. Durante la stagione turistica si abbassa un pochino l'attenzione sulla raccolta differenziata dei rifiuti. Ecco, io vorrei invece sottolineare come sia necessario mantenere sempre alta l'attenzione anche su questo aspetto, perché se noi vogliamo avere un ambiente sano e bello, dobbiamo anche avere quelle attenzioni e quella cura che ci permettono poi di avere le condizioni appunto perché l'ambiente in cui noi viviamo sia un ambiente sano. E questa era anche l'ultima notizia. L'informazione di Antena 3 ritorna alla prossima edizione. Grazie per essere stati con noi e buona serata.